Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati, edizione straordinaria dei nostri telegiornali dedicata al Festival delle Regioni e delle Province Autonome in corso a Venezia, un evento molto importante che vede la città lagunare al centro della politica e del dibattito politico nazionale in una 3 giorni iniziata ieri pomeriggio e che si concluderà domani, che vede appunto a Venezia i presidenti delle regioni italiane, numerosi ministri del nostro governo e quest'oggi l'evento clou alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dovrebbe arrivare proprio a minuti. Stiamo vedendo infatti in doppia finestra le immagini che ci stanno inviando appunto i nostri inviati a Venezia, Christian Arboit con Simone Merlo all'esterno di Palazzo Ducale, dove è in programma appunto il convegno di questa mattina, e poi Sandro Ponchio con Filippo Fois all'interno della sala. A minuti dovrebbe arrivare il Presidente della Repubblica, vi mostreremo naturalmente l'arrivo in diretta. Intanto presento gli ospiti che abbiamo qui con me in studio e con i quali commenteremo gli eventi di questa mattinata. Benvenuti e grazie per essere con noi a Claudio Borgia, Presidente provinciale di Fratelli d'Italia della provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. E Giacomo Nilandi, consigliere comunale del Partito Democratico a Mogliano Veneto, buongiorno e buongiorno grazie, a voi. e grazie per essere qui con noi quest'oggi. Una 3 giorni che dicevamo è iniziata appunto ieri pomeriggio con un incontro al quale ha partecipato il ministro Calderoli, mettendo diciamo quelle che sono le attenzioni su uno dei temi di dibattito di questi giorni di grandissima attualità, visto che proprio oggi dovrebbero arrivare in Consiglio dei Ministri i famosi LEP, che sono alla base della discussione in corso sull'autonomia. Prima di parlare con i nostri ospiti, vorrei dare però un attimo la linea al nostro Christian Arboit, che si trova appunto a Venezia. Vedo che stanno arrivando dei motoscafi. Christian, mi senti? Sì Marta, ti sento forte e chiaro, buongiorno da Venezia, buongiorno anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica e che sta mostrando l'area degli imbarcadero qui a San Marco, dove è atteso proprio a minuti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Festival delle Regioni, sono arrivati già tutti, i presidenti di regione sono all'interno di Palazzo Ducale, il governatore Luca Zaia con il sindaco di Venezia Brugnaro si occuperanno ovviamente di fare gli onori di casa, sono presenti sul pontile, stanno arrivando in questo momento gli uomini. Eccolo qua, ecco il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato ovviamente dai suoi collaboratori. Eccolo, lo intravediamo, è sul pontile. Fra poco sarà accolto da Luca Zaia e dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Ecco puntualissimo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la stretta di mano con Zaia, la stretta di mano con Luigi Brugnaro, e poi appunto il Presidente che si sta volgendo verso di noi per le foto di rito. Chiaramente lo scenario è suggestivo, le immagini parlano da sole, siamo al cospetto della Basilica della Salute. Adesso seguiranno, ci saranno attimi concitati, lo dico già ai nostri telespettatori, ci saranno attimi concitati. Il portavoce di Zaia ci dice che dobbiamo aspettare perché chiaramente tutto deve svolgersi nella massima sicurezza, e ci mancherebbe altro, questo in una Venezia, in un centro di Venezia che è assolutamente blindato. Ci sono forze dell'ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia locale. L'applauso, ci sono anche i pochi che sono rimasti in zona perché appunto l'area è stata blindata
i pochi che sono rimasti stanno applaudendo il Presidente della Repubblica. Noi adesso tentiamo di raggiungerlo in qualche maniera o comunque di avvicinarci se possibile. Eccolo, ecco il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ecco, vediamo se ci sbloccano. Il quarto Festival delle Regioni è cominciato ieri, come ben dicevi Marta, oggi prosegue qui a Palazzo Ducale con le prolusioni dei vari presidenti. Ci sarà ovviamente il saluto di Luigi Brugnaro, seguirà un intervento del presidente della regione Luca Zaia e poi ancora Massimiliano Fedriga, che come sapete è presidente della consulta delle regioni. Simone Merlo continua a seguire lo stuolo presidenziale. Vediamo se riusciamo per caso ad avvicinarci, chiaramente sempre in sicurezza, per mostrarvi quello che sta accadendo. Chiaramente in questo genere di situazioni ci sono dei protocolli da seguire. Già mi stanno un po' richiamando, quindi arretro per un attimo. Spero che le immagini comunque arrivino. La sicurezza Marta, in queste situazioni è estremamente rigorosa, ne abbiamo parlato nel corso anche dei nostri telegiornali. L'imponente macchina di sicurezza che è stata messa in atto, coordinata dalla Prefettura di Venezia. Ci sono cecchini sui tetti, i palazzi sono tutti presidiati e sono stati verificati naturalmente, come sono stati anche verificati tutti i canali percorsi dal corteo presidenziale con i sommozzatori, quindi una macchina davvero imponente, quella relativa alla sicurezza. Vediamo se Cristian riesce ad avvicinarsi. Presidente Mattarella. Presidente, possiamo fare una parola sull'autonomia, Presidente Mattarella? Non possiamo. Il nostro Cristian naturalmente non si arrende. Adesso vediamo se riuscirà, la vedo difficile naturalmente, proprio perché come dicevamo i protocolli di sicurezza sono davvero imponenti nel caso appunto delle visite presidenziali. Il Presidente entrerà all'interno della sala del convegno che stiamo vedendo con l'altra nostra troupe collegata, Sandro Ponchio con Filippo Fois. Il programma della mattinata prevede a partire dalle 11:30 appunto l'intervento d'apertura del sindaco Luigi Brugnaro, poi parlerà il presidente della regione Veneto Luca Zaia, dopo sarà la volta di Michele Emiliano, che è vicepresidente della conferenza delle regioni, e chiuderà il presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome, che è appunto Massimiliano Fedriga. Dicevamo dunque nell'attesa di sentire i discorsi, quelli che sono i temi ovviamente sul piatto di questa 3 giorni, che vedrà poi focalizzati anche molti dibattiti sulla valorizzazione di quelle che sono le eccellenze e dei territori. Naturalmente temi principali del dibattito politico sono l'autonomia, il federalismo fiscale, l'autogoverno. Claudio Borgia, avete seguito ieri il dibattito che c'è stato con il ministro Calderoli. Secondo voi quali sono i margini e i termini della questione? Guardi, sì, abbiamo ascoltato l'intervento del ministro Calderoli. È ovvio che secondo me e soprattutto secondo noi c'è un'ampia discussione in atto, anche e soprattutto all'interno del centrodestra, e è ovvio che come sempre si troverà
la quadra, perché una delle nostre diciamo peculiarità è sempre stata quella di discutere anche animatamente talvolta, ma poi riuscire sempre a trovare, come dire, una giusta soluzione che poi possa andare incontro alle esigenze di tutti quanti, e soprattutto che possa dare anche la stessa parità alle varie forze di governo, anche sui temi amministrativi, anche sui temi di riforma amministrativa, per cui insomma è ovvio che noi auspichiamo che poi insomma si possa giungere a scelte certe e soprattutto anche condivise, come sempre succede. Mi complimento, se posso, con Christian Arboit, perché, come dire, quando pensiamo ai giornalisti d'assalto non possiamo far altro che pensare a lui, e questo ne è sicuramente la riprova, ecco. Grazie, naturalmente, non so se Christian ci sta sentendo. Giacomo Nilandi, questioni dunque sulle quali il Partito Democratico ha delle posizioni ben precise, che hanno fatto anche parecchio discutere nel nostro territorio, nella nostra regione. Sì, abbiamo delle posizioni diverse, però noi abbiamo almeno delle posizioni chiare e che riusciamo a spiegare agli elettori, perché diversamente le questioni animate dei diverbi interni al centrodestra che citava prima Borgia fanno sì che non si capisca qual è l'idea di autonomia che ha il centrodestra, perché uno dice una cosa, uno dice l'altra. Noi diciamo da sempre la stessa cosa: ci sono alcune materie che vanno governate a livello nazionale per far sì che non ci siano dei territori di serie A o dei territori di serie B, ma che si riescano ad erogare la stessa qualità dei servizi in tutto quanto il territorio, e ci sono invece delle altre materie che possono seguire quella che è l'autonomia delle singole regioni. Questa è da sempre la posizione che noi portiamo avanti, che è una posizione molto pratica e concreta, e che se fosse stata seguita fin dall'inizio forse ad oggi potremmo già parlare di autonomia. Invece ad oggi ci ritroviamo con un governo che porta il tema dei LEPS in Consiglio dei Ministri. Siamo molto curiosi di capire dove troveranno le coperture economiche per finanziare questi fantomatici LEPS. Ad oggi, ahimè, non abbiamo ancora notizia, per cui l'autonomia continua ad essere un tema che viene agitato elettoralmente, però poi quando si è in posizioni di governo e si ha effettivamente la forza per poter in qualche modo attuare le riforme, non si fanno. Il governo Meloni è in carica da 3 anni, il presidente Zaia governa da quasi 15 anni e ad oggi di autonomia non ne vediamo nemmeno l'ombra, per cui bisognerebbe anche un attimo essere conseguenti e forse capire che lo schema che si è proposto fino a questo momento non trova ampie convergenze nemmeno nella loro coalizione, figurarsi nel Paese, e forse scendere anche un po' più a patti con chi magari ha delle idee diverse per riuscire a trovare un compromesso comune e riuscire finalmente a far lavorare meglio la nostra macchina amministrativa. Ecco, allora stiamo intanto vedendo sempre le immagini della sala di Palazzo Ducale, dove sta per entrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Peraltro vorrei farvi sentire le parole raccolte proprio poco fa dal nostro Christian Arboit sul tema del quale stiamo parlando ora, dell'autonomia. Sentiamo l'intervista a Luca Zaia, al Presidente della Regione Luca Zaia. Presidente Zaia, qual è il messaggio che partirà questa mattina da Venezia mentre si attende l'arrivo del Presidente della Repubblica? Beh, che tutti i riflettori nazionali sono puntati sul Veneto e fra l'altro ringrazio i miei colleghi che hanno accettato questa candidatura. 3 giorni nei quali appunto avremo il Presidente della Repubblica, la Presidente del Consiglio, tutti i governatori d'Italia e praticamente tutto il governo. Si parlerà di temi importanti che riguardano i cittadini. Ovviamente io porto tra i temi quello dell'autonomia, che è un tema cruciale per questa regione ma anche per tutte le regioni italiane. Chiederà un'accelerazione perché insomma sembra tutto un po' in stallo per certi versi. Ieri anche il professor Bertolissi ha detto è una riforma ostaggio di burocrati e ministri.
Beh, che a qualcuno a Roma venga l'orticaria quando ci vede, questo è poco ma sicuro, ma devo dire che il governo è motivato, che uno dei pilastri del programma di governo è l'autonomia assieme ad altre grandi riforme che si vogliono fare, e penso che si debba andare nella direzione di iniziare questo percorso che è previsto dalla Costituzione. Oggi abbiamo il Capo dello Stato, ricordo che un illustre siciliano, Don Sturzo, nel 1949, un anno dopo l'approvazione della Costituzione, diceva: sono unitario ma federalista impenitente, ed è esattamente il mantra che dobbiamo portare avanti: siamo unitari ma federalisti impenitenti. Questo è un paese nel quale noi non possiamo omologarci al fatto che i bimbi, in base dove nascono, avranno un futuro diverso, che ci sia qualcuno ancora costretto a farsi le valigie per andare a curarsi fuori regione. Le diseguaglianze vanno combattute con l'autonomia e con il federalismo. Oggi in Consiglio dei Ministri deve arrivare anche la legge delega proprio per le 14 materie, è pronta anche la bozza per la protezione civile? Ma guardi, questo non glielo so dire, non conosco le tempistiche del Consiglio dei Ministri. Le posso dire che c'è una bozza sulla quale stiamo discutendo, abbiamo chiesto ancora di avere tempo per approfondire. Certo che si parte con la prima materia e poi questo percorso sarà una grande galoppata verso la riforma di un paese che non può continuare a gestire questo modello con una modalità centralista che ha prodotto solo diseguaglianze e un debito pubblico di 3.000 miliardi. Presidente, la crisi che si è aperta in Friuli Venezia Giulia potrebbe avere un effetto domino anche in Veneto, nello scacchiere politico, in vista delle regionali, in una campagna elettorale che si è già aperta? Bah, guardi, io non metterei troppo il carro davanti ai buoi, questo è un paese che ogni giorno ha la sua pena. Io tifo per Massimiliano Fedriga, tifo per Maurizio Fugatti, ma non semplicemente perché siano degli amici dei colleghi governatori, perché difendono un principio che è quello della libertà. Poi se tu sei regione a statuto autonomo, sei addirittura provincia autonoma, è giusto che quelle prerogative vengano tutelate fino in fondo. Sono convinto che se ci fosse un'impugnativa da parte del governo per quanto riguarda Maurizio Fugatti, penso che la Corte Costituzionale avrebbe non poche difficoltà a dar ragione al governo. Resta il fatto che il clima tra alleati è molto teso, Lega e Fratelli d'Italia in particolare. Lei domani cosa dirà a Meloni? Parlerete anche di questo? Ma io ho un ottimo rapporto con la Presidente del Consiglio, sono stati anche colleghi governatori. Penso che noi dobbiamo assolutamente essere proattivi, solidali con il governo e non vivere il governo come una controparte. Ovvio è che poi ci sono delle istanze territoriali che noi conosciamo, pensi alla sanità, noi abbiamo una delega che è quasi totale per la sanità e quindi conosciamo i problemi sul campo. Noi rappresentiamo l'ultimo miglio e il federalismo è esattamente la riduzione delle catene decisionali. Se vogliamo distruggere l'ufficio complicazioni e affari semplici in questo paese, dobbiamo dare spazio agli enti locali, regioni che avranno competenze, che legiferano e poi che trasferiscono subito le competenze agli enti locali per evitare un neocentralismo regionale. Del dopo Zaia parlerà con Meloni, del dopo Zaia? Ma non parlo di queste cose, nel senso che io sono impegnato a governare. Considerate che ho rinunciato a un seggio sicuro in Europa per mantenere la parola con i cittadini e io ragiono così, penso che la parola data sia fondamentale, alla luce anche lasciatemelo dire, del grande consenso che ho qui in Veneto. Se volete fare una passeggiata con me in mezzo alla gente ve ne rendete conto. Ecco, allora queste le parole del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, raccolte dal nostro Christian Arboit. Naturalmente stiamo continuando a vedere in doppia finestra le immagini che ci arrivano in diretta da Palazzo Ducale, tutti in piedi un attimo fa ad applaudire l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ora dovrebbe esserci un'introduzione, dopodiché alle 11:30 inizierà la mattinata con l'intervento del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che farà naturalmente gli onori di casa. Claudio Borgia, abbiamo sentito le parole di Zaia, queste tensioni anche all'interno della maggioranza che hanno portato alla consegna delle deleghe in Friuli Venezia Giulia. Potrebbe in qualche maniera avere degli effetti, un domino anche sul Veneto in vista delle prossime elezioni regionali? Mi auguro di no, credo che le diplomazie siano già al lavoro per cercare insomma, di rimarginare questa che è, come dire, una frattura che ovviamente può starci quando si governa,
però dobbiamo ricordarci sempre che l'obiettivo prioritario da parte di tutti è quello di rispondere alle esigenze del territorio, risolvere i problemi della gente e soprattutto dare risposte concrete. Non possiamo permetterci di, come dire, fare o aprire crisi quando, come dire, poi i contenuti sono altri. Dobbiamo cercare di evitare quanto più possibile situazioni del genere, perché i cittadini poi non capiscono. Ecco, allora la interrompo perché vedo Certo. che ha preso in questo istante la parola il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Sentiamo quindi le sue parole. Siamo anche in anticipo di 10 minuti sulla tabella di marcia. Sentiamo Brugnaro. Scoperta delle eccellenze regionali, un viaggio tra innovazione e tradizione. Un evento con questo titolo non poteva che svolgersi a Venezia, città fortemente radicata nelle proprie tradizioni, ma al tempo stesso proiettata convintamente nei giovani e nell'innovazione, tanto da essere definita la più antica città del futuro. A lei, alle tante autorità, al Presidente Zaia e a tutti coloro che sono qui presenti, arrivi quindi il più caloroso benvenuto della città. In queste giornate di riflessioni e di confronto tra territori, desidero sottolineare quanto sia fondamentale il rapporto di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, lo Stato centrale, le regioni, le città metropolitane, i comuni. Solo se ciascuno di noi assume con piena responsabilità il proprio ruolo, in un clima di rispetto reciproco e di ascolto, possiamo davvero costruire risposte efficaci e durature per i cittadini, soprattutto per quei bambini che ancora oggi non votano. La sussidiarietà è una pratica concreta che richiede fiducia, trasparenza e visione condivisa. Sussidiarietà che richiama a Leone XIII e all'enciclica Rerum Novarum, che il nuovo pontefice Leone XIV vuole declinare secondo le nuove sfide globali, perché per affrontare i cambiamenti climatici, da qui la specialità di Venezia, l'innovazione tecnologica, la conversione green di Porto Marghera, la transizione energetica, siamo polo di sviluppo per l'idrogeno, per affrontare le guerre fisiche e quelle commerciali, le variabili dell'intelligenza artificiale, l'immigrazione, la competizione tra territori, per attrarre giovani talenti, da qui il progetto Venezia Città Campus, e investitori internazionali, serve unire le forze, non dividersi, serve agire insieme, in spirito di concordia, mettendo al centro il bene comune. In questo senso, il Festival delle Regioni rappresenta un'occasione preziosa per valorizzare ciò che di meglio ogni territorio può offrire, ma anche per ricordarci che l'Italia è più forte quando sa essere unita nella sua straordinaria diversità. I tanti campanili non sono più punti isolati, ma nodi di una fittissima rete che protegge il nostro territorio. Venezia non sarebbe Venezia se non fosse collegata da 435 ponti che ne costituiscono l'essenza e la tengono unita. Costruire un ponte è costruire un legame di pace. Grazie Presidente Mattarella. La sua presenza ancora una volta in città rimarca il grande affetto che lei ha sempre dimostrato per la nostra Venezia e per tutti noi che la viviamo. Oggi è un momento di incontro, ma ricordo molto bene la sua vicinanza anche nei momenti di difficoltà, come con la devastante acqua granda che ci ha colpito nel 2019. Insieme abbiamo saputo rialzarci e il Leone di San Marco è tornato a splendere. Grazie di cuore, signor Presidente, e a tutti i presenti giunga l'augurio di buon lavoro. Buongiorno. Il festival ha già preso vita, già il via ieri pomeriggio, con una riflessione molto partecipata dai presidenti che vi hanno preso parte, con la presentazione di un lavoro di approfondimento della stessa conferenza delle regioni, che ha molto a che fare con il futuro dell'autonomia regionale, un documento che è una riflessione su quale regionalismo si vuole disegnare, con quali caratteristiche e anche su come orientare le politiche regionali perché alzino lo sguardo, perché sappiano anticipare i tempi e così anche la domanda dei cittadini. La parola allora va al Presidente della Regione Veneto che ospita questa edizione, Luca Zaia. Grazie, signor Presidente,
autorità civili, militari, signore e signori, benvenuti e bentrovati. Non le nego, signor Presidente, che quando i colleghi presidenti hanno attribuito al Veneto questa candidatura per organizzare il Festival delle Regioni, ho pensato subito a lei. E quindi pensando a lei abbiamo pensato subito alla sala dello scrutinio di Palazzo Ducale, che è il salotto buono che noi abbiamo. Da qui si governava la Repubblica, qui il maggior consiglio si riuniva, qui si facevano le elezioni più importanti, anche quelle del Doge. Però anche Venezia. E anche Venezia al punto tale, mi permetto di dire, lo diceva anche prima il sindaco, quella Venezia che noi vorremmo che fosse vissuta a livello nazionale. Questo è anche, come si può dire, un aiuto che le chiediamo, non solo come il Luna Park dei turisti, ma anche il luogo dei grandi summit. Ormai qua nessuno si ricorda più che nell'80 e nell'87 ci sono stati 2 G7. Qui ci è venuto Ronald Reagan, ci è venuto Jimmy Carter, ci è venuto Kohl, ci è venuto Jacques Delors, ci è venuta la Thatcher, insomma ci sono venuti tutti. E pensate che nell'80 qui già si parlava di emissioni in atmosfera, di sostenibilità, perché a Venezia si parla di argomenti seri. E quindi questa candidatura di questa città, pensare che possa essere il luogo di incontro, è sempre stata una Repubblica molto, fra virgolette, attenta alla diplomazia, magari anche pensare alla pace, visto considerato che sono 60 conflitti di guerra nel mondo. Però il Festival delle Regioni, cari signori, caro Presidente, non è la riunione del sindacato delle regioni, no? Io lo dico sempre, noi siamo qui per proporre, per essere collaborativi, costruttivi con il governo di turno, pensando che il nostro attore protagonista è il cittadino che deve vedere la vita sempre meno complicata e vorrebbe vedere sfaldarsi questo ufficio complicazioni e affari semplici. Prima chi mi ha introdotto ha parlato di autonomia. Signor Presidente, lei ci ricorda sempre che l'articolo 5 della Costituzione dice: la Repubblica è una, indivisibile, riconosce e promuove l'autonomia. Noi siamo qui e voglio anche ricordare che questa autonomia ha avuto 3 espressioni dalla Corte Costituzionale, uno nel 2015, a luglio 2015 per il nostro referendum, e poi successivamente un'altra espressione sulla legge Calderoli, e successivamente si è espressa anche per quello che era il proponendo referendum contro la legge Calderoli. Io penso che questo sia il paese più bello al mondo. Ho 5 minuti, giusto? Allora ci sono. Penso che questo sia il paese più bello al mondo. Se ci pensate, siamo meno dell'1% della crosta terrestre. Siamo il paese con il 70% dei siti culturali del mondo. Siamo il primo paese per siti patrimonio dell'umanità. Vediamo la Cina dallo specchietto retrovisore. Siamo il paese della biodiversità, dei 4.500 prodotti tipici. Andiamo in giro per il mondo e parliamo tranquillamente di Leonardo, di Michelangelo, di Dante, di tutti coloro che ci fanno fare bella figura. Potremmo entrare in qualsiasi museo del mondo e dire: se togliessimo le opere degli italiani voi qui andate in difficoltà, o qualcuno anche chiude il museo. Allora, alla luce di tutto questo, io penso che noi non possiamo omologarci al fatto che in questo paese un bimbo, in base a dove nasce, avrà un futuro diverso dall'altro bimbo. Perché comunque avrà un futuro già predestinato. E non possiamo neanche omologarci al fatto che ci siano dei cittadini che in alcune regioni siano costretti a farsi le valigie per andare a curarsi fuori regione. E quindi per noi l'autonomia è un fatto di responsabilità. Come diceva un suo illustre conterraneo, che mi permetto di dire viene poco ricordato ultimamente, nel 49 Don Sturzo, che sono tanta roba, siciliano, viene da una regione che ha uno statuto precostituzionale, perché è del 46 il vostro statuto, disse: sono unitario ma federalista impenitente. E io penso che questo deve essere il nostro mantra, essere unitari ma federalisti impenitenti. Questo paese non ne viene fuori se noi non capiamo questo paradigma. L'Italia delle disuguaglianze, l'Italia delle 2 velocità non nasce dal progetto federalista, nasce da un progetto centralista che è stato mal gestito, senza andare in cerca di responsabili. Guardi Presidente, chiudo, anche perché la voglio invitare per le Olimpiadi, io non so se ci sarò, ma lei ci deve essere assolutamente in queste Olimpiadi, deve essere il nostro portabandiera, ma è la dimostrazione che gli enti locali, le regioni hanno fatto partire dal basso un'iniziativa che porta 3,5 miliardi di cittadini nel mondo a vederci, porterà 2 milioni di cittadini sul territorio. L'Università Ca' Foscari, Sapienza e Bocconi ci dicono che avremo 1,5 punti di PIL in più. E da dove nasce? Non nasce da Roma, nasce dal Veneto, dalla Lombardia, dalla provincia autonoma di Trento, dalla provincia autonoma di Bolzano, dal comune di Cortina e dal comune di Milano.
Quindi non facciamo solo danni, ma facciamo anche grandi operazioni. So che lei è un grande sostenitore dell'autonomia, la ringrazio per essere qui, penso di aver finito i miei 5 minuti, ma veramente grazie di cuore, perché per me si realizza un sogno e penso interpretare anche il pensiero dei miei colleghi, è assolutamente da quell'autorevolezza che comunque le regioni hanno bisogno di questa autorevolezza. Vi lascio con un pensiero, l'autonomia se non la facciamo per scelta la dovremo fare per necessità. Grazie. Grazie Presidente Zaia, colgo soltanto un passaggio, autonomia e assunzione di responsabilità per introdurre il tema di quest'anno, si ragiona sulle eccellenze, sul territorio, sul turismo, settori anche questi investiti dai cambiamenti e dalla sfida anche delle transizioni ecologica e digitale. Allora, per riprendere il filo del ragionamento e il cammino del Festival, invito il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Signor Presidente della Repubblica, nel rivolgerle il più sentito ringraziamento per la sua presenza al Festival delle Regioni, desidero rinnovarle l'affetto che lei conosce, la stima che non può forse neanche immaginare nella sua umiltà, di tutti coloro che guardano a lei come un saldo riferimento morale del Paese, come al garante di un rapporto fecondo tra istituzioni e cittadini, come al custode dell'unità nazionale e dei valori fondanti della nostra Costituzione. Saluto e ringrazio Massimiliano Fedriga, davvero di cuore, perché è stato per me un onore essere il tuo vice coordinatore, come ti definisci. Ringrazio Luca Zaia, che ha un po' approfittato oggi, ma io non gli posso in sua presenza opporre nulla, lo farò poi separatamente in privato. I presidenti delle regioni e delle province autonome, il sindaco, che ha in comune con me la passione per il basket, se non mi ricordo male, le autorità civili e militari, tutte le cittadine e i cittadini che ci stanno seguendo. La Repubblica di Venezia, la Serenissima, era molto legata alla Puglia e voglio ricordare la presenza del sindaco e del presidente che a Bari c'era una festa molto bella, si chiamava la Vidua Vidua, che significa vedila vedila, e si trattava del grido dei baresi quando videro arrivare la flotta veneziana a liberare la città dall'assedio degli ottomani. È chiaro che quando siamo uniti e collaboriamo siamo spesso imbattibili, e se la Puglia è rimasta almeno fino a Brindisi, una regione di marinai, noi lo dobbiamo al contributo della Repubblica di Venezia. Però qualche anno fa il Presidente Zaia mi invitò alle celebrazioni per l'anniversario della Prima Guerra Mondiale e io fui accompagnato da un suo assessore, Elena Donazzan, sul Monte Grappa. E avevo sentito raccontare da mio nonno, pugliese di Gioia del Colle, come era fatto il Monte Grappa e come era la strada che consentiva di portare le munizioni fino all'interno del monte. E mentre facevamo quella strada, Elena, eravamo insieme in macchina senza fronzoli, mi disse: vedi quel ponte? Io dissi: che ponte è? È il ponte San Lorenzo, vicino Bassano del Grappa. E mi disse: quello è il punto di massima penetrazione degli austriaci dopo la disfatta di Caporetto. E ho i brividi nel dirglielo. Mi dice: sai chi fermò a un prezzo altissimo la penetrazione degli austriaci a Bassano del Grappa? La Brigata Bari. Non parlavano neanche italiano, Presidente, li dovevano mettere insieme per regioni perché sennò non si intendevano, ma furono in grado di cogliere una vittoria straordinaria e di completare il disegno risorgimentale. Insieme non ce n'è per nessuno, e questo è per stare insieme ovviamente bisogna stare insieme nella medesima considerazione di sé e degli altri. Oggi celebriamo le regioni come entità isolate, non come entità isolate, ma come parte viva di un grande organismo, un organismo che cresce insieme e che pur nelle differenze territoriali e politiche
Ha imparato a dialogare, a cooperare, a trovare nella diversità non un ostacolo ma una ricchezza. Il legame tra noi, Presidenti, è più forte di quanto si possa immaginare e supera qualsiasi distanza geografica e di schieramento. È un legame fatto di rispetto reciproco, di scambi quotidiani, di esperienze condivise, di sostegno leale, solidale e competente nei momenti del bisogno. È un legame fatto di battaglie comuni, anche accese, ma sempre con un unico obiettivo: servire i nostri territori e servire l'Italia. In questi anni abbiamo avuto fianco a fianco prove difficili. Gli anni della pandemia sono stati una pagina durissima, così come le emergenze da calamità naturali. Ebbene, noi abbiamo sempre potuto contare gli uni sugli altri, anche grazie al ruolo di coordinamento della conferenza, con uno spirito che davvero mi auguro possa essere coltivato e rafforzato nel tempo. Ho alle spalle l'esperienza di 2 legislature al governo della mia regione e ho visto in questi 10 anni la conferenza delle regioni accrescere il suo ruolo e il suo contributo. Posso testimoniare che il patrimonio istituzionale e umano che abbiamo messo insieme sino ad oggi è davvero significativo. Il mio auspicio è che il nostro metodo di lavoro possa essere di esempio e ispirazione non solo per chi verrà, ma anche per tutte le altre istituzioni della Repubblica, nei momenti di necessità così come nella pianificazione delle scelte e nella gestione della vita comune. Questo festival non è solo una celebrazione della ricchezza e nella gestione della vita comune. Questo festival non è solo una celebrazione della ricchezza dei nostri territori, è anche e soprattutto un momento di riflessione sul ruolo fondamentale che le regioni svolgono nel progresso del nostro Paese. Sono presidi di democrazia, luoghi di partecipazione attiva e consapevole. Nello sviluppo sociale, economico e civile dell'Italia, le regioni da sempre rappresentano una spinta vitale. Sono un livello istituzionale vicino ai cittadini e proprio per questo chiamate ogni giorno a rispondere a bisogni concreti, a tutelare l'ambiente, la salute, la cultura e il lavoro. La Puglia, come tutte le altre regioni italiane, conosce la forza del radicamento nei valori e nella storia e al tempo stesso guarda al domani con visione e responsabilità. Siamo convinti che solo un'Italia che investe nella coesione e nella solidarietà tra le regioni possa affrontare con successo le sfide globali. Grazie a questo sistema, Presidente, la Puglia negli ultimi anni è la regione italiana che è cresciuta di più dal punto di vista economico. Lo stesso Presidente Meloni, e la ringrazio per questo, ci ha definito la locomotiva in questo momento dell'economia italiana. Il nostro PIL è cresciuto di 24 miliardi in 9 anni e lo abbiamo fatto con un sistema costituzionale che su per giù è quello definito dai padri costituenti. E grazie alla conferenza delle regioni siamo riusciti anche a superare e a copiare chi era più bravo di noi. Dobbiamo utilizzare l'innovazione tecnologica, puntare sulle politiche che agevolino le eccellenze locali, quelle agroalimentari, artigianali. Per questo dobbiamo essere pragmatici ma sognatori. Dobbiamo conservare la tradizione, ma questo non significa rimanere fermi. Dobbiamo saper leggere nel patrimonio materiale e immateriale, ma anche inseguire le novità che man mano ci vengono addosso e che dobbiamo gestire. Solo così le politiche regionali possono diventare strumenti di crescita, valorizzando ciò che rende ogni territorio unico e al tempo stesso parte integrante della comunità nazionale. Permettetemi di dirlo con orgoglio, il Sud oggi è parte integrante di questo percorso, è una leva strategica per l'intero Paese. È nel Mezzogiorno che si giocano alcune delle sfide decisive della transizione ecologica. Situazioni difficilissime dal punto di vista industriale, dal punto di vista ambientale, della salute, e speriamo di poterlo fare con il sostegno di tutto il Paese. Abbiamo talenti, abbiamo imprese, abbiamo cittadini e cittadine che si distinguono anche per la capacità, come ho visto anche qui a Venezia, signor Sindaco, di darsi da fare per dare la migliore delle immagini del nostro Paese, di essere gentili, di essere rispettosi, di parlare le lingue degli altri, e anche insegnare il dialetto veneziano, come mi è capitato di cogliere andando sui tassì in mare. La sua presenza, signor Presidente, ci ricorda l'unità della Repubblica. Lei coincide un po' col tricolore, coincide in questo, è un destino immagino molto pesante ma meraviglioso, di rappresentare questa infinita storia multicolore, anche pittoresca qualche volta, perché noi siamo anche un po' pittoreschi. Quindi in questa mia ultima volta volevo ringraziarla, perché io ho sempre sentito come Presidente della Regione Puglia, ma come abbiamo sentito tutti noi, sempre il suo sostegno. Alle volte bastava uno sguardo per capire se fare un passo avanti
un passo indietro o uno di lato. Di questi sguardi io la ringrazio di cuore. Il passaggio del testimone per il prossimo anno per la 5ª edizione del Festival delle Regioni è già avvenuto ieri sera. Sarà la Regione Toscana ad ospitare la prossima edizione. Vi ricordo che nel pomeriggio i temi di questa edizione del Festival saranno oggetto di dibattito e confronto, dialogo, questa è la parola scelta dalla conferenza. In 4 diversi incontri presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista si parlerà di Made in Italy, di cibo, alimentazione, salute e benessere, di grandi eventi, turismo, cultura e sport, di territori e città più sostenibili. Allora è arrivato il momento della relazione di apertura di questo festival per collocarlo anche nella realtà in cambiamento di cui abbiamo parlato. La relazione di apertura è del Presidente Federica. Prego. Signor Presidente della Repubblica, è per me un grande onore avere nuovamente la sua presenza al Festival delle Regioni, che è un appuntamento che non ha mai mancato. Grazie veramente, questo testimonia la vicinanza, la sua vicinanza al sistema delle regioni, a quello che non solo durante il Festival, ma durante tutto l'anno facciamo, cercando di collaborare e di essere un attore propositivo nell'organizzazione del Paese e nelle risposte che diamo ai nostri cittadini. Grazie veramente, per noi è fondamentale e importantissima questa sua presenza, che non è solo simbolica, ma una testimonianza per tutti gli enti del territorio. Ringrazio i rappresentanti del Governo che sono intervenuti e che interverranno durante i lavori, i colleghi presidenti, le autorità, gli assessori e i dirigenti delle regioni e delle province autonome, il mondo accademico, i rappresentanti delle categorie sociali, il Presidente Fontana, Vicepresidente Ronzulli, grazie di essere qui presenti oggi. E infine rivolgo un particolare ringraziamento al Presidente Zaia e al Sindaco Brugnaro che ci ospitano in questi luoghi pieni di storia e di bellezza. Quest'anno, signor Presidente, ricorre un anniversario di straordinaria importanza. I 25 anni dalla prima elezione diretta dei Presidenti delle Regioni. Questa circostanza ha rappresentato il primo grande intervento riformatore nel quadro del più generale processo di ridefinizione degli assetti istituzionali, che lì da poco sarebbe stato implementato con la riforma del titolo V della Costituzione. L'elezione diretta dei Presidenti ha segnato un punto di svolta nel radicamento democratico delle regioni, assegnando ai cittadini la possibilità di scegliere in maniera chiara e trasparente i propri rappresentanti. È stato un passaggio fondamentale che ha rafforzato la capacità di governo dei territori e ha reso le regioni più vicine ai bisogni della comunità. Dovrebbero ricordarselo tutti e dovremmo ricordarlo anche oggi, quando delle volte purtroppo l'elezione diretta sembra un discredito invece che un vantaggio nella rappresentanza della propria comunità. Parallelamente, la revisione del titolo V ha dato nuova centralità al principio costituzionale dell'autonomia, ridefinendo il ruolo delle regioni come soggetti chiamati a concorrere alla costruzione delle politiche pubbliche su molteplici aspetti, dalla salute al sociale, allo sviluppo economico, dal governo del territorio alla tutela dell'ambiente in un assetto di un regionalismo maturo, responsabile, cooperativo e partecipativo. A 25 anni da quella scelta possiamo riconoscere che essa ha inciso in modo profondo e positivo sulla qualità delle nostre democrazie. Le regioni non sono più semplici articolazioni amministrative dello Stato, ma soggetti istituzionali dotati di visione, di capacità programmatoria, di responsabilità politica. Un patrimonio di esperienze e di progettualità che si è espresso in questi anni anche nella gestione delle tante crisi che abbiamo attraversato e che oggi è chiamato ad affrontare nuove e decisive sfide. Sfide che più che mai richiedono di dotarsi di meccanismi di governo che consentano di prendere decisioni efficaci in tempi particolarmente rapidi e di apportare un nuovo equilibrio tra stabilità ed efficienza, sorretto anche da nuove forme di legittimazione democratica, di rappresentatività e partecipazione.
In questo contesto è fondamentale riconoscere che il modello di governance multilivello è ancora il più idoneo a sciogliere le complessità del nostro tempo. L'esperienza ci mostra che un approccio eccessivamente centralizzato, pur mosso da intenti di razionalizzazione, non sempre è in grado di cogliere fino in fondo l'articolazione e le diversità dei territori a cui dobbiamo dare risposta. Anzi, se calato dall'alto, rischia di accentuare i divari anziché risolverli. Pensiamo ad esempio alle gestioni commissariali in ambito sanitario. In diversi casi si sono registrati risultati insoddisfacenti, con effetti negativi sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Non si tratta quindi di una questione di carattere ideologico, ma, come anche la Corte Costituzionale ha ricordato, di efficienza e di capacità di risposta. La lezione che ne dobbiamo trarre è eloquente. Nei momenti più difficili, come anche la pandemia ha dimostrato, il contributo delle regioni è stato determinante. E questo perché il radicamento nel territorio consente di leggere prima e meglio esigenze delle comunità locali. Dobbiamo operare non solo nel presente, ma anche sul futuro. Leggere i cambiamenti in corso, interpretare le trasformazioni sociali, economiche, ambientali e tecnologiche, anticipare le risposte. È questa oggi la vocazione che dobbiamo coltivare con maggiore convinzione, fare delle regioni enti di governance anticipativa, capaci di elaborare visioni strategiche, che è un po' anche il cuore e il senso del Festival, di agire in modo integrato e collaborativo con lo Stato e con l'Europa, di promuovere una cultura istituzionale aperta e orientata all'ascolto. In un ordinamento multilivello le politiche regionali sono parte integrante di una visione nazionale e sovranazionale. Per questo motivo il principio di leale collaborazione non può restare una formula astratta. Deve tradursi in un metodo di lavoro costante, capace di orientare le relazioni tra Stato e Regioni nelle direzioni e nel confronto costruttivo, dalla coprogrammazione, dalla codecisione, per coniugare autonomia e solidarietà, differenziazione e unità. Un paese coeso e competitivo è un paese che riconosce nei territori non solo i destinatari, bensì gli artefici delle trasformazioni. Non serve solo a garantire servizi, dobbiamo costruire traiettorie di sviluppo, generare benessere, offrire nuove opportunità. Questo è tanto importante quanto maggiori sono le sfide. Il cambiamento climatico, le nuove geografie della produzione, la crisi demografica, la ricomposizione sociale dei territori rappresentano urgenze trasversali con cui noi tutti siamo chiamati a confrontarci. A queste macro tendenze va aggiunta la preoccupazione per un ordine mondiale che, come questa Presidenza della Repubblica ha in più occasioni rimarcato, è esposto a fluttuazioni che stanno moltiplicando i conflitti e destabilizzando l'economia. Teniamo a mente il fatto, come lei ci ha invitato a fare, signor Presidente, che l'ordine internazionale non è statico, che esso è un'entità dinamica che deve sapersi adattare ai cambiamenti, ma senza cedere mai sui principi, valori e diritti che abbiamo conquistato e affermato. Sono proprio gli obiettivi che ho citato prima, costruire traiettorie di sviluppo, generare benessere, offrire nuove opportunità, che ci hanno spinto a focalizzare l'edizione del nostro Festival sulle migliori espressioni del sistema del Paese, vale a dire le tante eccellenze esistenti, che vanno valorizzate con dinamismo tra spinta all'innovazione e radicamento nella tradizione comune. Si tratta infatti di un'occasione preziosa per far emergere principi, valori, diritti che ci tengono uniti, ma anche per riflettere insieme sull'importanza strategica di scelte condivise per lo sviluppo, l'attrattività e la competitività del Paese. Parliamo del Made in Italy, un motore economico fondamentale da tutelare e da valorizzare anche in un contesto internazionale dove tante volte il Made in Italy viene messo in discussione, copiato e non valorizza anche quel lavoro di intelletto, manuale, di sviluppo che invece ha generato nel nostro Paese. Pensiamo al turismo, alla cultura, allo sport. Anche qui una sfida importante, citava prima il Presidente Zaia, che siamo il paese col maggior numero di siti UNESCO, però un turismo che deve trovare l'equilibrio nella risposta, anche in questo caso contro le ideologie,
l'ideologia di chi vorrebbe un turismo a prescindere e chi invece vuole combatterlo perché ha paura dell'overtourism. Dobbiamo trovare l'equilibrio sapendo che il turismo è un grande motore di sviluppo e sapendo che è nostra responsabilità, insieme anche agli attori privati, trovare i percorsi affinché le nostre città possano supportarlo, ma possano ovviamente anche garantire una vita dignitosa a chi quelle città le vive. Pensiamo proprio su questa, per vita dignitosa, alla rigenerazione urbana, che non è soltanto una questione di edilizia e di tecnologia, ma anche culturale e sociale. I territori devono tornare ad essere luoghi di relazione, di inclusione e partecipazione. E oggi è una sfida ancora più difficile da affrontare, visto anche i nuovi modi di relazione che esistono all'interno della popolazione, soprattutto nella popolazione giovane, con l'avvento delle nuove tecnologie, tra tutti ovviamente i social. Su questo un'altra sfida sempre legata al benessere della popolazione è proprio la salute, sulla quale, e qua voglio ribadirlo con forza, la Conferenza delle Regioni ha intenzione e volontà di collaborare col Governo e con tutti i governi per dare le risposte possibili, migliori possibili, ai nostri cittadini. E questo anche partendo magari da visioni che delle volte possono trovare delle differenze, ma lo scopo è trovare un'unità di intenti affinché i nostri cittadini possano avere la migliore risposta possibile. Ma proprio su questo faccio un appello che su un diritto fondamentale come il diritto alla salute non possono esserci speculazioni. E penso di poter parlare a nome di tutti i colleghi presidenti di Regione, quando la sfida difficilissima di cambiare una risposta, la risposta al diritto di salute, dovuto anche a un cambiamento radicale della conformazione sociale del nostro Paese, basti pensare fortunatamente a un invecchiamento di popolazione che però richiede risposte che non siano più ospedalicentriche, ma che rafforzino il territorio e possano dare un servizio e una risposta a quella cronicità che vediamo sempre più spesso. È una sfida che non si risolve in un giorno, anzi è un percorso che dobbiamo costruire negli anni. Per questo il rischio di speculazione su un tema come il diritto alla salute non è semplicemente un tema di dibattito o attrito politico, come più volte lo vediamo in molti fattori e settori della vita pubblica, ma è un rischio a cui mettiamo di fronte la nostra popolazione, perché quando c'è la speculazione c'è il rischio, dall'altra parte, che ci sia paura nel dare le risposte dovute, che devono essere anche coraggiose. Perché il secondo lato negativo proprio in questo settore è il rischio della propaganda sulla salute, che poi porta danni al cittadino, non dà risposte serie di lungo periodo. Quindi la fiducia, lo sappiamo, è la prima infrastruttura indivisibile, ma essenziale, su cui costruire qualsiasi progetto di futuro. In questo tempo di cambiamenti rapidi e profondi, è evidente che nessuna istituzione può bastare a se stessa. È il tempo della corresponsabilità e del dialogo. E mi auguro che questo dialogo, soprattutto sui temi fondamentali come quello della salute, non sia solo tra istituzioni, ma siano anche tra diverse forze politiche che magari hanno un ruolo differente, che possono essere maggioranza o opposizione, ma sui grandi diritti io penso che dobbiamo trovare il più possibile linee comuni. Come Regioni ci mettiamo a disposizione, signor Presidente. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome è da sempre un luogo di coordinamento, un laboratorio politico e istituzionale capace di produrre sintesi, di rappresentare un punto di equilibrio tra le istanze dei territori e la visione nazionale, anche con differenze politiche che ci contraddistinguono, aggiungo, fortunatamente. Un luogo in cui le differenze si riconoscono e si superano, non si contrappongono, perché trovano un senso comune nel servizio per il Paese. Oggi più che mai sentiamo la responsabilità di proseguire questo percorso con spirito di cooperazione e con la consapevolezza che ogni regione, pur nella sua unicità, è parte di un disegno più grande. Per questo, da Venezia, città simbolo di incroci e di aperture, vogliamo rilanciare un messaggio limpido. L'Italia, per essere forte, ha bisogno di regioni forti. Non un regionalismo autoreferenziale, ma un regionalismo cooperativo, anticipativo ed europeo. Vogliamo una Repubblica che non si accontenti di funzionare, ma che sappia pensare. Una Repubblica che sappia prevenire e non solo reagire. Che sappia prendersi cura, non solo gestire. Che sappia scegliere e non solo amministrare.
Grazie signor Presidente per essere ancora una volta con noi. Grazie a tutti e tutti, insieme possiamo costruire. L'intervento del Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga chiude quelli che sono gli appuntamenti ufficiali della mattinata. Abbiamo sentito molte parole. No, ecco, c'è un fuori programma perché vedo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta salendo sul palco. Sentiamo quindi le sue parole. Al Presidente della Camera dei Deputati, alla Vicepresidente del Senato, al Presidente e al Vicepresidente della Conferenza, al Presidente Zaia che ci ospita, al Sindaco, ai Presidenti e agli assessori regionali. Partecipo sempre volentieri al Festival delle Regioni, che si avvia ormai a divenire appuntamento fisso e che ogni anno propone contenuti nuovi e specifici. Poc'anzi ricordava il Presidente Fedriga che oggi celebriamo anzitutto una ricorrenza di rilievo di grande importanza, di grande rilievo, i 25 anni della riforma costituzionale che ha introdotto l'elezione a suffragio universale e diretto dei Presidenti della Regione. È significativo che nonostante la Costituzione lascia agli statuti regionali la possibilità di disporre in modo diverso, nessuna regione abbia scelto una diversa modalità di investitura del Presidente. L'elezione diretta ha segnato l'avvio di un percorso riformatore che ha avuto il suo approdo in una significativa modifica del titolo V della Costituzione, con la quale è stato attribuito alle regioni, unitamente ai comuni, alle province, alle città metropolitane, a pari dello Stato, il carattere di ente costitutivo della Repubblica, sulla base della comune derivazione dalla sovranità popolare. Sono state inoltre contestualmente incrementate in misura rilevante le competenze legislative delle regioni. Il principio autonomista presente sin dall'origine tra quelli fondamentali della nostra Costituzione ha avuto in tal modo una più ampia attuazione. Il nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni ha richiesto del tempo per assestarsi. Nella fase iniziale si è manifestato, come è noto, un tasso elevato di conflittualità, comprensibile, che la Corte Costituzionale, con la sua giurisprudenza, ha tuttavia con il tempo ricondotto a livelli fisiologici, assicurando stabilità allo svolgimento delle funzioni tra i diversi livelli territoriali di governo. L'autonomia ha trovato in questo modo una adeguata valorizzazione ed è risultato evidente come essa si dimostri efficace e vantaggiosa per le collettività, particolarmente quando comporta l'esercizio di funzioni e competenze secondo una ragionevole applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Termini questi che, come sappiamo, la nostra Costituzione impiega con riferimento alle funzioni amministrative, ma che costituiscono criteri validi anche con riferimento all'articolazione di quelle legislative. Voglio richiamare brevemente l'attenzione su un particolare aspetto della governance multilivello nel quadro della quale si esercitano le competenze delle regioni. L'autonomia comporta il riconoscimento di determinate competenze da esercitare nel rispetto dei limiti stabiliti dal dettato costituzionale e al riparo da sconfinamenti altrui. Tuttavia, nell'esercizio delle loro attribuzioni, i diversi livelli di governo hanno la necessità di coltivare un rapporto fra di loro, al fine di gestire le intersezioni, talvolta intense, tra le rispettive competenze. La gestione delle molteplici forme di intreccio, davvero molteplici, nel riparto delle competenze, in particolare tra Regioni e Stato, riveste un'importanza fondamentale per il buon esercizio dei rispettivi compiti
nell'interesse dei cittadini. La Corte Costituzionale, a fine di orientare tali rapporti, ha da tempo enunciato il principio della leale collaborazione. Ne hanno sempre parlato i Presidenti delle Regioni, anche in occasione di questi festival, affinché l'ordinamento della Repubblica funzioni è indispensabile che Regioni e Stato collaborino proficuamente nel rispetto, ripeto, dei limiti delle competenze proprie stabilite dalla Costituzione o dalle leggi. Questo vale per i diversi livelli di governo, ma anche nei rapporti tra i poteri. Lo stesso Presidente della Repubblica, pur nella particolare peculiarità del suo ruolo, è tenuto ad adottare come metodo quello della leale collaborazione. Sono numerosi casi in cui Regioni e Stato concorrono all'esercizio di una funzione attribuita dalla Costituzione in vista di un risultato comune. Diventa in questa ipotesi indispensabile la convergenza e un più corretto bilanciamento tra rispettive istanze ed esigenze. La collaborazione tra i diversi livelli di governo ha, come sappiamo, individuato sedi e spazi nelle diverse conferenze che in varie forme l'hanno istituzionalizzata e resa un modus operandi al quale si ricorre sempre più spesso. Senza la pratica della leale collaborazione diviene impossibile tutelare interessi fondamentali della collettività. Basti pensare alla materia sanitaria, poc'anzi evocata dalla Presidente Federica, e a come particolarmente in quest'ambito il concorso di Stato e Regioni nel perseguire i medesimi obiettivi risulti essenziale, perché l'esercizio delle rispettive competenze ha un solo fine, doverosamente comune: il diritto alla salute dei cittadini. Un sistema soggetto a una dinamica di costi crescenti e per il quale, accanto al problema delle risorse, che sussiste con alterne vicende dal biennio 2008-2009, si pongono esigenze di razionalizzazione e di riqualificazione per migliorare i servizi offerti ai cittadini. Una strategia unitaria e la collaborazione tra istituzioni sono necessarie per superare intollerabili divari tra i diversi sistemi sanitari regionali e garantire una copertura universale e un accesso uniforme alle prestazioni sull'intero territorio della nostra Repubblica. Obiettivi irrinunciabili di un servizio sanitario nazionale. Un metodo, quello della leale collaborazione, che sembra dover presiedere anche le politiche volte a promuovere le eccellenze nazionali. Obiettivo che avete posto al centro dei lavori di questi giorni. Eccellenze che rappresentano dei punti di forza per la Repubblica, ma che per essere adeguatamente valorizzate richiedono che se ne prenda coscienza e che si affronti, attraverso riforme coraggiose, si affrontino i punti di debolezza del sistema economico e strutturale e istituzionale. La digitalizzazione dell'amministrazione, i tempi della giustizia, l'alto costo dell'energia, la sostenibilità ambientale, le criticità che si riscontrano nel settore dei lavori pubblici sono tutti ambiti interessati da interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sui quali occorre mantenere ferma l'attenzione e costante l'impegno. Per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati occorre praticare intensamente la collaborazione fra i diversi livelli, a partire dalle istituzioni europee, nonché attraverso una stretta cooperazione tra Stato e Regioni, che devono procedere nella medesima direzione. L'Unione Europea è spesso per questi problemi parte indefettibile della soluzione. Penso ad esempio al tema della difesa e della sicurezza e risulta inoltre estremamente utile il confronto con le esperienze degli altri partner europei. La collaborazione istituzionale, dando forza e stabilità alle decisioni assunte, agevola l'adozione di quelle politiche di medio e lungo periodo necessarie per misurarsi con i nodi strutturali che limitano la crescita economica e sociale del nostro Paese.
Il mio augurio, e sono fiducioso che questo accada, è dunque che i lavori di questi giorni abbiano luogo in questo spirito, alla ricerca di intese orientate al conseguimento di obiettivi condivisi, che rafforzino le istituzioni, l'economia e la coesione sociale. Buon lavoro dunque, nell'interesse delle regioni e di tutti i cittadini della nostra amata Repubblica. Sentito le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, applausi naturalmente alle sue parole, ed è davvero significativo a mio avviso questo intervento del Capo dello Stato, che peraltro non era in scaletta, non era quindi previsto, intervento nel quale il Capo dello Stato ha voluto proprio sottolineare quella che è la sua posizione relativamente alla questione cardine della quale si sta dibattendo ovviamente anche all'interno del Festival delle Regioni, che è quella dell'autonomia e delle competenze e della ripartizione delle competenze tra Stato e territori. Naturalmente è collaborazione, ha detto il Capo dello Stato, la parola chiave, nel rispetto dei limiti e delle competenze che sono stabiliti dalla Costituzione. Proprio su questo volevo chiudere, diciamo, questa diretta che abbiamo fatto proprio sul Festival delle Regioni con i nostri ospiti qui in studio, Claudio Borgia e Giacomo Nilandi. Borgia, è significativo questo intervento che ha voluto fare il Capo dello Stato per mettere un po' i puntini sulle i, diciamo, anche, no, di questa questione? Guardi, il Capo dello Stato rappresenta tutti, il Capo dello Stato deve essere ascoltato, apprezzato, applaudito, perché è la figura cardine della nostra Repubblica, per cui è ovvio che lui, come dire, ha un'idea chiara riguardo ovviamente all'autonomia. È ovvio che le forze politiche poi, come dire, in base alla propria visione, alle proprie idee, le proprie proposte, poi, come dire, propongono, legiferano in Parlamento e portano, come dire, a compimento le riforme che poi debbono dare sul territorio delle risposte, ed è per questo che, insomma, bisogna ascoltare le parole del Presidente Mattarella e poi ovviamente farne tesoro, ognuno poi, come dire, portando a casa il risultato che possa migliorare, secondo me, poi la nostra Repubblica, perché questo è sempre l'intento, no? Le riforme servono nel momento in cui possono migliorare la qualità di vita dei cittadini e in generale anche ampliare poi la nostra visione, ed è questo che secondo me bisogna fare e va in questo senso. Invece mi complimento con gli interventi di tutti, ma in particolar modo, se devo dire, mi ha molto emozionato l'intervento del governatore emiliano, anche perché diciamo che ha parlato anche un po' della mia storia familiare, nel senso che il mio bisnonno era pugliese, ha combattuto la prima guerra mondiale. La brigata Bari, sì, no? Abbiamo sentito. E quindi diciamo, è cittadino onorario della città di Vittorio Veneto, medaglia d'oro al valor militare, per cui mi ha molto emozionato. La casualità della vita mi ha fatto sposare una barese e quindi, ecco, è stato denso di significato da uomo delle istituzioni, a prescindere dal colore politico. Devo dire che, insomma, ha fatto un discorso di unità che condivido, complimenti. Ecco, Nilandi, ha seguito anche lei, no, con grande attenzione il dibattito e le parole che sono state dette. Dei distinguo con delle parole chiave, insomma, corresponsabilità, dialogo, territori.
Sì, diciamo che poi questo è l'architrave istituzionale sul quale si deve instaurare il dibattito politico, su questo sono perfettamente d'accordo con Borgia, perché è chiaro che poi si devono ribadire quelli che sono i criteri di leale collaborazione e di rispetto reciproco, poi tuttavia le differenze ci sono a livello di visione, sono delle differenze marcate, come ha detto qualcuno, per fortuna che ci sono. Quello che noi speriamo è che questa occasione non sia solo una mera celebrazione, diciamo, di quello che è l'organismo delle regioni e del loro ruolo, ma che sia anche un laboratorio nel quale appunto queste convergenze si possono trovare e misurare sulla base di quelli che sono poi i contenuti, perché poi magari è molto più semplice, ecco, trovare delle convergenze tra amministratori locali che hanno le mani in pasta direttamente sulle questioni quotidiane, piuttosto che poi magari trasporre a livello di dibattito politico generale, dove sappiamo molto spesso ci sono anche degli schemi di contrapposizione muscolare che non riescono in qualche modo a favorire il dialogo. Ecco, da questo punto di vista qua invece questo dialogo istituzionale in cui abbiamo visto anche un clima, come si può dire, molto sportivo, molto disteso, insomma, tra le varie forze politiche, ecco, da qui si può riuscire, secondo noi, a trovare quell'intesa che fino a questo momento è mancata. Dal mio punto di vista non ci siamo poi così distanti, per esempio sul tema dell'autonomia, sì, siamo tutti quanti d'accordo sul principio, sulle declinazioni un po' meno, però ripeto, in queste occasioni si potrebbe trovare del terreno fertile comune. Rispetto a questo la nostra disponibilità è massima, speriamo che ci sia anche da parte di tutti quanti gli altri, ma sono convinto che sia proprio così, anche rispetto a quelli che sono, insomma, i suggerimenti che ci dava il Presidente della Repubblica. Ecco, allora io vi ringrazio davvero per essere stati con noi e per avere seguito tutti assieme questa mattinata di interventi su un tema che è appunto di grandissima attualità e di grandissimo interesse per i cittadini e che vede proprio in queste ore Venezia al centro del dibattito politico nazionale. Vi ricordo naturalmente poi che noi come telegiornali di Antenna 3 continueremo a seguire il Festival delle Regioni. Questa era la mattinata clou proprio per l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella, ma il Festival continuerà nel pomeriggio e poi domani con la presenza di molti ministri del governo Meloni e anche della Premier Meloni. Ecco, allora ci ricolleghiamo con Venezia perché vedo che i nostri inviati, Christian Arboit con Simone Merlo per la parte al di fuori di Palazzo Ducale, ci richiedono la linea dal terrazzo proprio di Palazzo Ducale. A te, Christian. Sì Marta, penso sia questione di attimi, di momenti. Come vedi stanno scendendo le varie delegazioni regionali, c'è il Presidente della Regione Lombardia, Tilio Fontana, con Elisa De Berti, Vicepresidente della Regione del Veneto. A momenti dovrebbe scendere anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che come avete sentito ha parlato di autonomia, ha parlato di regioni. Oggi è il momento istituzionale di questo Festival delle Regioni, domani ci sarà il momento più politico con l'arrivo atteso della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quindi delegazioni regionali che stanno scendendo le gradinate dalla sala dello scrutinio dove si è svolto appunto questo incontro dall'alto valore istituzionale suggellato per l'appunto dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Tra l'altro non era in scaletta il discorso di Mattarella, quindi fino all'ultimo nel protocollo non si sapeva appunto se avrebbe parlato o meno. Alla fine invece il Presidente ha parlato e ha lanciato messaggi molto chiari sul fronte delle regioni e del regionalismo e dell'autonomia. Scusate se volto le spalle alla telecamera, ma appunto stiamo assistendo in diretta appunto alla discesa da questa scalinata dei vari rappresentanti istituzionali e chiaramente stiamo attendendo
il capo dello Stato, i corazzieri già hanno preso posto, quindi dovrebbe passare proprio per di qui. Tra l'altro dall'altra parte della loggia qui di Palazzo Ducale c'è la postazione, diciamo così, per le conferenze stampa e per le varie dichiarazioni stampa. Difficile che il Presidente della Repubblica vada lì, ma insomma non possiamo escluderlo, mentre è molto facile che il Presidente della Repubblica poi faccia una visita a San Marco, una visita di pochi minuti prima di rientrare a Roma. Vedete, sta scendendo il Presidente della Regione Toscana, Giani, il Presidente Giani, ecco. E Presidente Giani, salve, siamo in diretta su Antenna 3. Sì. Ecco, se dovesse tirare le somme di questa giornata. È una giornata che ha segnato il rafforzamento del ruolo delle regioni, in modo evidente le parole del Presidente della Repubblica, ma anche l'autorevolezza con cui i vari interventi hanno presentato il profilo che le regioni oggi svolgono in un'Italia che affronta i temi della sanità, che affronta i temi della protezione civile, affronta i temi che rendono questo Paese sempre più vicino ai cittadini attraverso il ruolo di regioni che a 25 anni, come ha detto il Presidente della Repubblica, dall'elezione diretta hanno acquisito anche attraverso il ruolo dei presidenti e l'autorevolezza che essi hanno nella rispettiva popolazione una grande forza su cui si gioca quella leale collaborazione su cui si è molto stamani insistito negli interventi, non conflitti o sollevazioni alla Corte Costituzionale di leggi delle regioni, ma indirettamente è arrivato come dire, un messaggio al governo: leale collaborazione con le regioni che sono coloro che veramente interpretano il sentimento e il modo di vivere sui territori dei cittadini. Questa è la terra dell'autonomia, la riforma Calderoli in primo piano. Passerà la riforma Calderoli, sappiamo che ci sono delle tensioni sia tra maggioranza e opposizione sia all'interno della maggioranza. Che cosa succederà? Ma io ritengo che si sia insistito in questi ultimi mesi su questo concetto di autonomia differenziata che in qualche modo suona un po' stonata rispetto a quello che invece è emerso stamani. Stamani è emerso un concetto ben più alto che è quello dell'autonomia, non differenziata, ma invece equa e solidale. Le regioni che fanno squadra, che stamani veniva fuori con molta forza, le regioni che sanno vivere in armonia fra di sé, aiutandosi in un principio di cooperazione a risolvere rispettivamente i problemi dei cittadini, sono quelle che poi fanno fare un salto di qualità al Paese, e quindi è venuto fuori un forte concetto di autonomia ma non differenziata, equa e solidale. La riforma Calderoli è divisiva. Diciamo così, va superato quello spirito di divisione che in quei mesi si è vissuto. Quando le regioni fanno squadra, vedete come il Presidente della Repubblica è con le regioni e dà il senso di regioni che contribuiscono a rendere più forte l'Italia. Grazie Presidente Giani. Allora spostiamoci solo per un attimo. Se mi senti, allora Marta, ci riprendiamo. Le parole del Presidente Giani. Ecco Cristian, se mi senti, allora ci riprendiamo la linea da studio, pronti a ricollegarci con te qualora dovesse scendere il Presidente Mattarella. Allora chiudiamo con gli ospiti e li ringrazio perché si sta andando avanti un po' più del previsto con questa edizione straordinaria dedicata appunto al Festival delle Regioni. Abbiamo sentito queste parole: autonomia non differenziata ma equa e solidale, in flash Borgia, poi Nilandi. Credo insomma che sia, come dire, un tema centrale, un tema che ormai è diventato di dominio pubblico, quindi non solo in Veneto ma in tutta Italia, dove tutte le regioni sono intervenute, stanno intervenendo con la propria idea. Credo che, visto che insomma, si sta parlando di una riforma costituzionale, debba avere il più ampio, come dire, intervento delle forze politiche in merito alla discussione. Poi ovviamente ci saranno le forze di governo che trarranno le conclusioni, però penso che insomma, di questo si tratti e bisogna cercare di lavorare su questo tema.
Nilandi. Beh, mi fa piacere quest'ultimo auspicio da parte di Borgia, perché fino a questo momento purtroppo questo auspicio non si è ancora realizzato. Credo che Gianni abbia fatto una sintesi importante rispetto a quello che invece dovrebbero essere i criteri con i quali affrontiamo questo tema dell'autonomia, per cui valorizzare quelle che sono le singole specificità di ogni territorio senza però lasciare indietro nessuno. Ecco, rispetto a questa sintesi purtroppo la riforma di cui abbiamo parlato in questi mesi, ahimè, ai noi, non riesce a tenere assieme questi due aspetti, purtroppo. E quindi rispetto a questo tema sarebbe interessante veramente aprire un confronto vero e trasversale, anche rispetto ad un tema che solitamente non viene molto toccato, che non è solo l'autonomia delle regioni, per le quali abbiamo sentito anche prima il Presidente Zaia. Ci sono alcuni settori tipo quello della sanità in cui le regioni sono, diciamo, i player principali rispetto agli altri enti. Beh, io penso sempre a tutto quanto il tema dei comuni. Quando è che in questo Paese si comincerà a parlare dell'autonomia dei comuni e di come regolare meglio i rapporti con lo Stato, perché non sia solo un rapporto ancellare, ma le autonomie locali riescano veramente a fare delle politiche di scala sui territori che possono essere efficaci. Invece ad oggi, ai noi, viviamo in comuni, e sicuramente Borgia lo potrà confermare, dove abbiamo delle spese correnti nei nostri bilanci che sono estremamente ridotte e ogni volta dobbiamo fare i salti mortali. Su questo forse quando ragioniamo di autonomia dovremmo arrivare non solo al tema del regionalismo ma al tema anche del municipalismo. Ecco Borgia, lei lo ricordiamo è anche vice sindaco, no? Certo. di Montebelluna. Sono un sostenitore della sussidiarietà dal basso, quindi non posso che trovarmi d'accordo su questo tema, anche perché credo che gli enti locali a tutti i livelli devono dare il proprio contributo e devono essere anche responsabilizzati da nord a sud, perché oggi purtroppo la situazione che stiamo vivendo quotidianamente è una situazione, non lo possiamo negare, di regioni che vanno a diverse velocità su tanti temi, ed è ovvio che serve una riforma che possa superare queste disuguaglianze. Allora perché non provarci con un'autonomia importante, un'autonomia forte che responsabilizzi tutti, soprattutto i cittadini e gli elettori che poi votano i propri rappresentanti. Ecco perché è anche questo il tema, chi ci rappresenta, e in determinate realtà d'Italia sappiamo che questo è talvolta un problema, nel senso che come abbiamo visto negli ultimi anni i rappresentanti non sono degni di rappresentare a volte i cittadini e non fanno gli interessi dei cittadini. Allora su questo punto, ribadisco a 360 gradi ovviamente, ribadisco che dobbiamo cercare di lavorare su questo grande tema che è l'autonomia, per dare una sferzata decisiva alle scelte future, soprattutto al superamento di determinate problematiche che insomma attanagliano il Paese da tantissimo tempo, per cui insomma mi fa piacere che ci possa essere convergenza a prescindere dalla casacca di ognuno di noi su temi fondamentali, perché credo che i nostri padri costituenti volessero proprio questo, su determinate tematiche, su determinate riforme costituzionali. Ognuno di noi deve come dire, scendere e discutere e togliersi la casacca e cercare di pensare al meglio della propria patria e della propria Repubblica. Ecco, è bello sentire queste parole di grande distensione, anche perché insomma dietro incombe sempre la questione delle elezioni regionali, che in Veneto ormai è stato stabilito saranno appunto in autunno, e sappiamo bene come di solito i temi e i toni anche siano ben diversi. Nilandi, assunzione di responsabilità, quindi autonomia? Allora, l'autonomia è sicuramente assunzione di responsabilità. Io penso anche che l'assunzione di responsabilità ci debba essere anche senza l'autonomia,
nel senso che in questo momento, ripeto, su determinate materie le regioni hanno amplissimi spazi di competenze sui quali devono esercitare un senso di responsabilità maggiore. Non è che se c'è l'autonomia c'è più responsabilità, se non c'è l'autonomia c'è meno responsabilità. C'è un problema sicuramente della scelta della classe dirigente, concordo con Borgia, ma c'è anche un problema che è relativo anche ai partiti che esprimono quel tipo di classe dirigente là. E qui faccio un ragionamento a 360 gradi, nel senso che anche noi come forze politiche abbiamo in qualche modo l'onere e l'onore di esprimere una classe dirigente politica che riesca ad interpretare meglio il ruolo per il quale si candida a guidare i vari contesti. Ecco, per cui sì, quando chiamiamo la responsabilità parliamo della responsabilità degli elettori nel poter fare la loro scelta, parliamo della responsabilità nel gestire l'autonomia, ma parliamo anche della responsabilità nostra che ci dobbiamo prendere come forze politiche di dare il meglio della classe dirigente, perché se no non ci sarà nessun assetto istituzionale, nessuna autonomia che potrà garantire un buon governo a prescindere dalla qualità degli amministratori che noi riusciamo a mettere in campo. Ecco, allora vedo che c'è stato un po' di movimento ancora sulla loggia di Palazzo Ducale, vediamo se Christian Arboit ci può aggiornare un attimo su quanto sta accadendo. Christian, a te, vedo un corazziere in fondo. Sì, Marta, esatto, ci hanno allontanato dal punto di prima. Sono passati in questo momento, ma non hanno rilasciato dichiarazioni, il presidente della Camera Fontana e il veronese Fontana e Licia Ronzulli, che è vicepresidente del Senato, quindi Ronzulli che oggi appunto rappresenta il Senato della Repubblica. Il Presidente della Repubblica deve ancora scendere appunto le scale, si trova ancora in sala dello scrutinio, a quanto ne sappiamo. La presenza dei corazzieri è molto significativa perché solitamente i corazzieri sono presenti lungo il tragitto, lungo il passaggio del Capo dello Stato. Anche il fatto che abbiano allontanato operatori e giornalisti è significativo. Gli altri rappresentanti istituzionali stanno scendendo altre gradinate, altre scalinate interne. Vedo che si muove qualcosa, forse ci siamo, vedo gli uomini della scorta, forse con lo zoom di Simone Merlo riusciamo, ecco, assolutamente, grazie Simone. Una giornata, dicevamo, dall'alto valore istituzionale, dove sono stati lanciati diversi messaggi, ma non solo istituzionali, anche politici, perché questo Festival delle Regioni, eccolo qua, ecco il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nelle immagini che al momento vi stiamo trasmettendo soltanto noi, che scende le gradinate del Palazzo Ducale. Con lui c'è il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, che oggi sta facendo gli onori di casa, con Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia, che chiaramente lo ha accolto a nome di tutta la città. Ecco, il Presidente della Repubblica, fra poco tenteremo anche noi di raggiungere quel cordone con lo stuolo di guardie del corpo e di rappresentanti delle istituzioni, perché con ogni probabilità ci sarà una visita informale, veloce ma significativa alla Basilica di San Marco, chiaramente Basilica di San Marco dove procedono i vari lavori di messa in sicurezza. Tanto si è parlato della Basilica di San Marco soprattutto dopo l'Acqua Granda. Allora Marta, tentiamo di avvicinarci, tentiamo con Simone Merlo. Ci riaggiungiamo dopo. Assolutamente. Ci riaggiorniamo dopo, quando appunto
sarete scesi, vediamo come si articolerà la chiusura della visita veneziana del Capo dello Stato. Io intanto ringrazio i miei ospiti di essere stati qui con noi quest'oggi ed aver seguito insieme questo importante evento. Grazie quindi a Giacomo Nilandi del Partito Democratico, grazie a Claudio Borgia di Fratelli d'Italia. Io restituisco la linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria. Noi dopo torniamo in diretta con il nostro telegiornale. A tra poco, restate con noi.